Un italiano su tre è pronto a mettersi in viaggio per il ponte pasquale e i più fortunati allungheranno fino al 25 aprile questo anticipo di vacanze estive. Sono i dati della Coldiretti, secondo la quale la maggior parte sceglierà le mete del bel paese, soprattutto quelle di mare, mentre un 14% di nostri connazionali varcherà i confini per le località estere. In controtendenza i trevigiani, almeno quelli che abbiamo incontrato, in maggioranza infatti coloro che trascorreranno Pasqua e Pasquetta nella tranquillità della propria città. Le feste saranno a casa. Non vado da nessuna parte. Resti qua a Treviso? Sì. No, resto a casa. Quando c'è tanta gente che va in via, io preferisco sì, una casa bella grande, un bel giardino. Con felicità a lavoro, come vedete alle mie spalle, come tanti commercianti qui in questa bellissima città di Treviso. Purtroppo i negozi devono rimanere aperti per dare sfogo appunto a tutti i turisti che arriveranno. Pasqua per tutti in famiglia e chi decide di organizzare qualcosa, magari tra amici, lo fa a Pasquette, rigorosamente scegliendo una destinazione fuori porta. Sul Montello. Una pranzo con amici. Pasquetta più che altro? Sì, no, Pasquetta. Pasqua con i parenti. A Venezia. Quindi vai in giornata? Vado in giornata, sì, con un bel picnic con una ventina di amici. Pasqua con i parenti e Pasquetta, adesso vediamo, comunque qualcosa in giornata. A Gardaland. Qua torno sui colli nostri trevigiani.